Bella raga, ciao a tutti, raccomandone veneziano, allora Fio in griglia, quarti e decimi, ma purtroppo siamo 19esimi e 20esimi per le penalità. Ricciardo ha fatto anche un brutto incidente che si è ritirato in Q3. Però la macchina sembra esserci. Previsioni meteo danno pioggia però verso la fine della gara, quindi abbiamo, diciamo, dal 25esimo laps. Dal 25esimo laps è pioggia battente, la classica pioggia battente. E niente, raga. Quindi adesso vediamo, facciamo una strategia insieme per una volta. Dai, facciamo una strategia insieme. No, sono un po' andato, raga, ufficiale. Che le soft, vediamo quanto tengono. No, no, no. Ho sbagliato, baby, ho sbagliato. Allora. Adesso io voglio mettere le soft. E arrivano finite. No, no, no. Provo. Però anche è vero che Ricciardo. Partiamo ultimi entrambi. Non lo so, non lo so. Noi possiamo arrivare a posto fino al 19esimo. E poi vabbè, poi da capire. Non lo so, lei è un po' dura, lei è un po' dura. Allora. Ascolta, con Ricciardo la rischiamo. E vabbè, e andiamo. Poi. Grazie. Ok. Con Norris ci stiamo più, diciamo, rischiamo meno. E andiamo. Con le medie, che le medie teoricamente arrivano tranquillamente. Vediamo, ecco, spingendo al massimo. Crollano prima. Possiamo andare in arancione, vabbè. Ok, baby, ok. Vai. È una splendida giornata di Per sole poco oggi. ancora. Amici, siamo al Gran Vai Premio ragazzi, di Gran Premio del Imola. Belgio, Spa. Uno dei monumenti della F1. Sono le Vai, luci vai, 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 bianche vai. partiti. Spingiamo un po' all'inizio, poi ovviamente dobbiamo abbassare il ritmo, se no so cazzi, signori. E vediamo cosa succede. Vai, 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 vai. I primi giri devono essere un po' di rimonta, però. Dai, Lando, bisogna superarli subito questi. Purtroppo la penalità se la siamo beccata per cercare di avere dei componenti un attimino più decenti. Sorpasso spettacolare della McLaren. Però non sarà semplice, raga, non sarà semplice. Speriamo in una gara ricca di colpi di scena, visto che siamo un po' sfortunati da questo punto di vista. Io qua però se voglio fare una gara regolare devo tenere le gomme così. E vediamo se è fattibile. E se no con la pioggia non riusciamo sicuramente ad arrivare al 25esimo laps. Dai però ragazzi, bisogna assolutamente superarli questi. Dai Norris, mamma mia. Sarà una gara difficile. Meno male che abbiamo già incamerato molti punticini. Ma le penalità questo sono. Ricciardo non riesce a superare Stroll, cioè la cosa è alquanto agghiacciante. Tanti comunque hanno messo le soft. Siamo fermi al 18esimo e al 20esimo posto. Male, 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 ragazzi. Dai, Ricciardo, mamma mia. Crisi nera, signori, crisi nera.
Gran Premio del Belgio, bellissimo, ovviamente. E Ricciardo Superastrole, viva! Dai, però. So just keep taking care. You're doing a good job. La McLaren sale e va avanti. Vediamo Norris. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Un auto legato troppo, attenzione. C'è stato un bloccaggio in pista? Sia Russell che un altro, in due. Bravi, bravi, dai. Sfruttiamo. 16esimi, 17esimi. Abbiamo sfruttato l'errore di Russell e di Mick Schumacher. Secondo me sarà una gara pazza questa, me lo sento col diluvio che arriverà dopo poi. Sentite il motore McLaren. Se non riusciamo. Vediamo per esempio la percentuale degli altri. Dai, simile per fortuna. Abbiamo tanto carburante, questo è importante, possiamo spingere a cannone. DRS enabled, DRS. DRS enable, DRS enable. Siamo imbottigliati dalle due Williams però. Siamo proprio imbottigliati. Dai però, Landone prova il sorpasso Landone in un punto non facile. Ocio Lando. Oh yes Lando, oh yes. Bravo Lando. Nice job. Lando si è ciucciato la prima Williams. Prova anche con la seconda. Sorpasso spettacolare della McLaren. Non dobbiamo sbagliare, però mamma mia, grande Lando, scatenato Lando. Bravo Lando. Okay, mate. Good job. Ricciardo è molto indietro, Ricciardo fa un salto il prossimo anno, ragazzi, che la cosa purtroppo è abbastanza ufficiale. Molto bene, vai Norris, ciucciami anche Vettel, senza far cagate, mamma mia. Oh yes, baby, oh yes. Ok, Lando si ciuccia, adesso siamo Alonso, però siamo già molto indietro rispetto ad Alfonso. Norris ha fatto il suo, però Alonso è già a 4 secondi. Vediamo se anche Ricciardo riesce a svegliarsi, speriamo. Tanto, allora, percentuali, Norris si deve tenere un po' assolutamente. Attenzione, yellow flag. Yellow flags. Testa ancora di Alfonso, proprio Alfonso va a sbagliare. E infatti siamo vicinissimi adesso ad Alfonso. Errore di Alfonso, signori. Errore di Alfonso. Vediamo qua la pioggia viene data. Sì, 25esimo mi dice. Il discorso è capire se mettere subito a sto punto le full wet. Non sarà facile da capire sta cosa, eh. Norris arrivando Ricciardo. Un dogazzo sta Ricciardo ancora indietro. Rich. Dai, Rich. Ricciardo è veramente imbottigliato, Rich. Rich ha bisogno di un booster, vai Rich. Rich ne supera uno. Blau job, Rich, blau job. Quanto è bella Spa. La McLaren sale e va avanti. Comunque tanti errori probabilmente, ma ci vuole il botto finale però, ragazzi. Un safety car sarebbe utile per tenere le gomme, eh. Dai Ricciardo adesso è più grintoso.
Perché non ha più. Dobbiamo accumulare un po' di airs. And recharge on. Confirm. Dai però Ricciardo, mamma mia. Una pippa, signori. De Pip. Ricciardo De Pip. Il problema è che ho Russell comunque, quello è rimasto 18esimo, eh. Questo fa capire comunque è dura. Mamma mia, ho visto qualcuno andare lungo. Mentre Ricciardo non riesce a pigliare. Okay, keep looking after the tire. Okay, understood. Fa molta fatica Ricciardo. E addirittura si fa superare dalla Tifi forse. Bene. Understood. Tutto regolare insomma. Abbiamo Norris però. Stay close. Vai Norris, vai Ricciardo, abbiamo capito che è una pippa. You can use overtake. Attenzione Norris, ci sta provando subito. Dai Landotto, dai Landotto. Vai Lando, ciucciatelo Lando. Yes. Yes. Sorpasso spettacolare della McLaren. Molto bene Norris, attenzione però perché Alfonso è comunque vicino, eh. Alfonso è comunque vicino, abbiamo 4 secondi da Gasly. Dai che Norris può rientrare nella lotta a punti. Good job. Tanto Ricciardo finalmente super album. Yahoo! Prosciugata. Dobbiamo scrollarci un po' Alonso. Recharge on. Yeah, confirm. Spingi un po'. Dai Norris, dai. 100% pace now. Confirm. Alonso è vicino purtroppo. Sorpasso di Ricciardo su Vettel, meno male. Alonso è attaccato, purtroppo non posso usare tanto le gomme perché sennò so cazzi, sono già al 78%. Come le soft, porca miseria. Le Ferrari, quelle macchine là, useranno poco. Mamma mia che lotta, purtroppo. Questa proprio non ci voleva. E Alonso risupera Norris, purtroppo. Male. Vediamo Alonso. L'Alpine è avanti ora. Alonso c'ha anche le gomme meno usurate, oltretutto. Perfetto. Tutto regolare. And recharge off. Yeah, confirm. Le dura Beppe, le dura. Andiamo un po' più veloci. Sì, tra Alonso e Norris c'è battaglia, eh. Ottimo sorpasso per l'Alpine. Che bello. Quantomeno stiamo. Attenzione, yellow flag. Yellow flags ahead. Veloce però. Testa ancora di Alfonso. Proprio Alfonso godo. Già il secondo. Gasly subito ai box comunque, eh. Adesso Norris si sta avvicinando a Bottas, Tsunoda, questo gruppetto qua, molto bene. Ricciardo un po' più indietro, vabbè, sappiamo che Ricciardo non è molto prestazionale quest'anno, purtroppo. Noi dobbiamo tenere le gomme il più possibile.
Intanto Norris è arrivato. Cerca di sorpassare senza farmi spingere ancora con le gomme. Ai box in tanti adesso, ai box in tanti. Vabbè, che Ricciardo, ma vedete che nessuno riesca. Si può provare con Norris, ma la vedo comunque dura. Ricciardo in box deve andare a questo punto, lo facciamo tirare Ricciardo. Pace now, maximum pace. Okay. Tanto deve andare ai box Rich, per forza. Era forse meglio mettere doppia soft, soft, ma chissà. Tanto Ricciardo ci sta provando, dai Rich, dai Rich. Mancano all'incirca 10 giri. È dura, per Norris, siamo già al 56%. La vedo difficile. Non la vedo bellissima, eh. Qua Norris, dai, Ricciardo, porca miseria. Ok, ce l'ha fatta, yuhu. Nice job. No, scusate, sono una pippa, era Norris, infatti. Ciao, Norris è 56, è un po' più... Non è facile. Non è facile capire se è fattibile. Ricciardo lo faccio spingere perché tanto. Ricciardo purtroppo si deve andare ai box. Use deploy. Okay. Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. Sì, a me va benissimo, nel senso dobbiamo tenere le gomme con Norris, c'è poco da fare. Purtroppo. No. Mettiamo questa. E basta, dai. Yeah, the rear. Rear's taking. Veloce ai box, Rich. Copy. Ricciardo ai box. So I need to look after these tires. Norris deve tenere duro. Tienimi duro, Norris. L'Alfa Romeo guadagna una posizione. Vabbè, non è un problema questo adesso. Rain is expected. Confirmed. Ok, purtroppo Ricciardo per poco non siamo riusciti a tenere la sosta. Pazienza, va bene, dai. Norris può farcela, secondo me. Norris può farcela. Siamo qua, sta un po' bloccando tutti. Stiamo in difensiva. Stiamo su leggero. Stiamo ammazzando la gara di tutti, godo. Confirm. Va benissimo così. Ricciardo deve spingere. L'Alfa Romeo avanza di una posizione. Non c'è nessun problema, Beppe. Recharge off. Dai che tra poco arriva la pioggia. Velocizziamo. Lei lo flag per pochissimo. Oh, allarga troppo. Ocon. Ocon perde posizioni infatti, ma chiaramente non su di noi, va in culo.
Siamo tutti là noi. Inizia a piovere. E comincia anche subito forte, It ragazzi. is raining. Yeah. Mamma mia. Inizia subito a piovere, bisogna capire che fare. Qua piove meno. Qualcuno va già ai box. Io aspetto il giro dopo. Qua dobbiamo rischiare, fioi, full wet e vai. Tanti sono andati ai box. Non sarà facile, non sarà facile. Mamma mia. Ricciardo va con le full wet addirittura, perché secondo me pioverà molto forte tra poco. Bel rischio mi prendo. Tutti vanno con le full wet, posso andare subito allora. Ai ai ai. Full wet. Ok. E vediamo se aver allungato di un giro ci distruggerà completamente la gara. Speriamo di no. È arrivata la pioggia. Tanti hanno messo full wet perché sanno che la pioggia sarà iper mega battente. Però Ricciardo 12° comunque va bene. Mamma mia, sarà durissima, ragazzi. Anche perché il giro è lungo, purtroppo, a Spa. Ma vediamo. Tutti di full wet, signori. Tutti di full wet. Quindi si sa che presto arriverà la tormenta di pioggia, ragazzi. Il tormentone obeso. Perderò molte posizioni, eh. Prepariamoci. Box, box, box per Lando Norris. Vai, raga. Veloci, veloci, veloci. 7, 8. Ai ai ai. Ottavo posto. Che lotta. Con Alonso. Ok. Ottavo posto. Poteva andare peggio, dai. Poteva andare peggio, solo che avevamo un distacco dalle... Mamma mia, quanto diluvia, signori. Button off, please. Recharge button off. Confirm. C'è il diluvio. Leclerc intermedie per Verstappen e Leclerc rimane con le medie. Pazzo Leclerc. Pazzo Charles. Charles si è mangiato la gara forse, eh? Adesso bisogna spingere. Mamma mia quanto piove. Ma Leclerc? Cioè, ragazzi, con le intermedie Verstappen, Leclerc andrà sicuramente ai box. Box, box, box. Yellow flag, yellow flag, yellow flag. Ancora yellow flag. Qualcuno finisce largo. Vediamo. Magnussen. Facciamo attenzione a Kevin Magnussen. Lungo Magnussen. Completamente la traiettoria. Chi è che è andato largo? Anche Alonso ancora. Crisi nera per Alfonso. Okay, Lando, you can turn recharge off if you want to. Pioggia, pioggia. Sì, non si era capito. Yellow flag ancora. Testa coda.
un testacoda! Di Russell. Replay. Vediamo, ecco George Russell. Sì, testacoda. Sembra un brutto testacoda. Incidente! Incidente, vostro safety car! Safety car, safety car, safety car, l'ho visto subito. È un incidente! È brutto anche. Okay, safety car deployed, safety car deployed. Diamo un'occhiata al replay. Ok, qui. Mamma mia, brutto incidente. È andato dritto, signori. No, in due. Pazzi. Pazzi. Pazzi, signori. Pazzi. Pazzi. Pazzi, pazzi. Fuori Ocon, l'avevo detto, ragazzi. Safety car in pista. Bottas rotto, Ocon fuori. Mamma mia, ma pazzo, veramente The Crazy, proprio il classico The Crazy. Sta diluviando, mamma mia ragazzi, diluvio incredibile. Mamma mia. Bruttissimo incidente. Sta diluviando, ragazzi, viene giù di tutto. E adesso tutti in fila alla safety car. Mamma mia, andiamo un po' più veloci. Verstappen è andata alla grande a Max. Qualcuno ha allargato la traiettoria. Latifi sbaglia anche in regime, ragazzi. Latifi sbaglia anche in regime. Ok, air scarico. Ok, stiamo arrivando per andare tutti in fila indiana. Norris è quinto adesso. Bloccaggio. Ti devi muoverti però ad arrivare. Ti muovi? Eccoci qua. Siamo in regime. Mamma mia, sta venendo giù di tutto, ragazzi, eh. Ricciardo decimo, Squinti e decimi, ragazzi. Mamma mia, che gara. Che gara. Guarda che bello, guarda che bello. Ma no, c'è troppa pioggia, ragazzi. Red flag, vogliamo la red. Ma siamo in pieno regime, signori, eh. E dopo la ripresa staremo da vedere se per me succederanno altri casini. Comunque, piove tanto, piove troppo, secondo me. Chissà se la safety car rimane perché piove troppo, non credo. No, no. Mamma mia. Sembra si sbrigasse anche Ricciardo, grazie. E adesso, ragazzi, è una gara che può dir tutto, perché 28 giri su 44, ne mancano ancora un casino. Ricciardo, sbrigati ad arrivare, grazie. Fuori Ocon, Bottas si è salvato, addirittura 12esimo, ancora comunque in lotta. Mamma mia, cioè, veramente è un lago la pista. La pista è un lago. Andiamo un po' veloci. La safety car rimane in pista, ovviamente. Rimane ancora la safety car. Forse la troppa pioggia, non si sa.
safety car is in this Ok. lap. Safety car is in this lap. Ultimo giro per la safety car. E adesso, raga, con il plotone messo così, mamma mia che figata. Figata atrocissima. E adesso io mi gioco Try and push up. il tutto per tutto, raga. Vai ragazzi, si riparte, si riparte, si riparte. Con una pioggia mostruosa, piove un po' meno, però S5 e 55. No overtaking. Okay. Mamma se è dura. Use overtake. Understood. Mamma mia, qua ho visto altri incidenti in corso. Blocco ruote. Yellow flag di nuovo. Sì, ma ragazzi, piove troppo, piove troppo. Incidente? Ancora incidente? È un incidente? Sono coinvolte più auto. Vediamo. Un'occhiata. Diamo uno sguardo. Ma no, noi? Tsunoda. Sì, ancora incidente. No, ecco l'incidente. Ancora incidente, raga. Bottas, ragazzi. Penalità per Bottas, ovviamente. Mamma mia. E adesso vediamo. Norris ci vuole provare su Gigione Hamilton. Ricciardo decimo. L'importante è andare ai punti con entrambi, contando quello che è successo con la penalità. Che gara, signori. Ci sta provando ovviamente Norris. Ottima strategia con Norris comunque. Piove ancora tanto, manca ancora tanti giri, Dopo forse c'era un abbassamento alla fine gara, però vedremo. Ci sta provando ancora Lando. Mamma mia, qua è durissimo. Qua siamo tutto o niente veramente, E Lando si piglia la quarta piazza. Okay, Lando, nice job. Vediamo che Lando ha vinto una gara a Montreal con 2 safety car, purtroppo non registrata. Cioè registrata ma cancellata e messa la stessa gara, vabbè. Show perdere, guarda, show perdere. Mamma mia. Bottas va in box ovviamente. Blocco ruote, blocco ruote. Qualcuno ha bloccato le ruote. Vettel, vabbè, molto indietro Vettel, non ci interessa. Ok, Norris mi sta piacendo. Vediamo Ricciardo. Ricciardo un po' in difficoltà, Non ha il ritmo per stare con Perez in questo momento. Purtroppo non c'è ritmo. Mentre Norris sta arrivando con i primi 3, raga, Con Verstappen, Leclerc e Sainz. La macchina c'è comunque, la macchina c'è. Questo è importante. Adesso non dobbiamo sbagliare e pigliarci altri punti. Dai che possiamo ancora recuperare. Andiamo un po' veloci. Sta arrivando Norris su Sainz. Okay, I had a walkout. Attenzione. Incidente. Safety car ancora. Safety car ancora. Chi è coinvolto nell'incidente? Ai ai ai.
Safety car. Fuori Perez e Ricciardo ritirati. Ai ai ai. Non è che hai visto l'incidente, porca miseria. Me lo son perso. Me lo son perso. Ancora penalità di tempo per Ricciardo, 5 secondi. Ma che bello, ma che bello. Incidente causato, ma 3 ritiri. Con tutta sta pioggia era normale. Seconda safety car, bisogna capire se devono andare ancora ai box per mettere le intermedie. La pioggia è ancora tanta. Ma ora è da capire. Mi dispiace per Ricciardo, perché hanno tanti punti persi purtroppo. E mo vediamo se qualcuno va ai box. Nessuno va ai box. Nessuno va ai box, ovviamente. Sembra ci sia un bloccaggio. Bloccaggio di Russell. Bottas ai box. Cosa mette Bottas? Sono curioso di vedere cosa si piazza Bottas. Intermedie per Bottas, la rischia. La rischia Valtteri, forse ha ragione lui. Un bel dilemma. Un bel dilemma. Siamo tutti con le intermedie. Che è un rischio andare in box adesso, sarebbe proprio la pazzia. Valtteri si è pigliato le intermedie. Però è molto indietro, attenzione, guardatelo. Ha fatto un rischio, però ora che recupera. Bisogna capire adesso. Tanti vanno ai box però, C'è stato un bloccaggio qui. Siamo secondi, però purtroppo tanti hanno fatto la sosta. Siamo tutti vicini, ma speriamo bene, ma la vedo difficile, Io ve lo dico. Ci dobbiamo andare ai box anche noi, è finita, Ah, morti che... Dobbiamo dare tutto qua. Stay close. La safety car sta finendo. Overtake available if needed. Vai raga. No overtaking until the line. Mamma mia, siamo tutti vicini purtroppo. La vedo duretta, raga, la vedo duretta. Ai box anche Leclerc. Vanno tutti ai box. Non è un bel segno questo. Non è un bel segno purtroppo. Leclerc ha perso completamente la gara, così Leclerc è ancora peggio. Verstappen è il grande favorito adesso. Vediamo cosa riusciamo a fare. Io dovrò spingere come un forsennato. Ci vorrebbe un'altra safety car, la terza. Vogliamo la terza? Beh, la vogliamo. È proprio da intermedia adesso,
Siamo primi in classifica, raga, però sarà dura. Sarà molto dura. Verstappen sta volando, sta già arrivando Max. Già sesto Max. Perso un'occasione ghiottissima. Non so cosa fare, mancano pochi giri, a sto punto devo stare in pista, se no arrivo ultimo. Se no arriviamo ultimi, raga, non possiamo fare altrimenti. Verstappen è già quinto, sta arrivando Max. Sta arrivando Super Max. Noi non possiamo andare ai box adesso, salvo un altro ritiro con safety car. Andiamo un po' veloci. Addirittura ha smesso di piovere sul tracciato. Mamma mia, Verstappen quarto. Stiamo tenendo però. Sarà durissima, raga, sarà durissima. Ci vuole un miracolo. Mamma mia che gara. Queste sono le gare che vogliamo. Norris ha una bella occasione, ma Verstappen è veramente vicino. Tanto Latifi è settimo, ragazzi. Mamma mia, fiori. Il fastest è di Carlos Sainz Junior. Andiamo un po' veloce perché ho troppa ansia. Verstappen è arrivato. Max è arrivato. È arrivato Max, purtroppo. È arrivato Max. Max con le soft ci spaccherà un culo. ...50 mescoli di differenza tra Norris e Verstappen. Ci stiamo provando con il cuore. Perché se andare ai box vuol dire riuscire praticamente 13esimi, 14, ma forse anche quasi ultimi praticamente, è impossibile. Norris con il cuore. Accumuliamo. E anche il podio utopia purtroppo. And just recharge off whenever's good. Yep, confirm. È tutto utopia, complimenti, complimenti. Verstappen andrà a vincere questo Gran Premio. It doesn't matter, doesn't matter. La Red Bull è avanti. Ci sono l'intermedia Verstappen, comunque vaneggio mio ovviamente. Non ce la faccio veramente più. Che sia anche il podio è praticamente impossibile. Dove arrivo, arrivo, raga. Una posizione conquistata dalla Mercedes. Siamo al quinto posto e sta arrivando anche Bottas. La pista è asciutta, grazie. And DRS is now enabled. Non posso andare, capite ragazzi che non posso andare ai box adesso. Rischio di uscire anche dalla zona punti, eh. Porca puttana.
Incredibile. Crollo cumendiano. Peccato, peccato, peccato. Bellissima gara, ma Sembra proprio che l'Alfa Romeo sia salita di una posizione. anche la zona punti ormai è andata. Va nei box, non capisco il perché. Oh, la Ferrari sale di una posizione. Verstappen si mangia la vittoria, noi siamo fuori da tutto. La Mercedes conquista una posizione. Fuori da tutto comunque, a sto punto potevo farla. Pazienza, ho sbagliato in pieno. Pensavo di farcela. It's the checkered flag. You can Chiudiamo quindicesimi. C'è stato un bloccaggio in pista? Potevo giocarmela meglio, potevo assolutamente giocarmela meglio. Fine è un disastro, nessuna delle due va a punti. Peccato. Peccato, peccato, peccato. Chiudiamo quindicesimi. Alla fine ha vinto Max. Aveva ragione lui. Vai. Qua rimaniamo così, costruttori, rimaniamo saldamente al quarto posto, però potevo giocarmela meglio. Purtroppo Spa è una gara con dei giri lunghi. Speravo di farcela, invece nell'ultimo giro sono crollato in maniera devastante. Va bene. Errori di gioventù. Ok. Produzione completata. Gara difficile, non ci ho capito più un cazzo a un certo punto. Che bello, che bello, che bello. Allora, vediamo un attimo. Pance laterali. Vediamo un attimo. Telaio e ok. Alettone e ok. Pance laterali. Scusa, ma perché? Ok. Produzione. Ok. Sospensioni, ciao. Progetto. Anteriore. Ok. No. No. Aspetta un attimo. Ma se io faccio così, la macchina crolla ovviamente. Alta velocità. Però perdo ovunque. Aspetta un attimo. No. Io dove devo migliorare tanto? Raffreddamento motore. Ecco, per esempio, raffreddamento motore.
Le ho appena fatte le pance. E velocità massima. Ok. E vai. Bene. Cioè bene, insomma. Poteva andare meglio. Prossima in Olanda, siamo a casa di Max. E Madonna, prevista pioggia sia sabato che domenica. Mamma mia. Ok. Miglioriamo. A posto. E a posto. Buono, raga, sotto il comodoro è stata una gara bellissima, ma purtroppo per noi è finita di merda, anche per i miei errori. È andata così, non possiamo farci niente, ho pagato un po' di inesperienza, onestamente. E niente, raga, sotto il comodoro veneziano, alla prossima. Ciao!